Buonasera amici di Terzo Tempo e ben ritrovati. Gli argomenti di questa puntata: torneremo a parlare di Serie D, il Cernis Muzzane dopo lo scontro diretto di Treviso alle prese con l'allarme infortuni, e poi il caso, il finale allo Zaccaria con la tensione tra tifosi del Pordenone e forze dell'ordine. Parleremo molto di prima categoria, girone C, il derby dei Santi. Andiamo verso Sant'Andrea San Giovanni, sono finiti i Santi ma adesso bisogna occuparsi di questi Santi, le due squadre con il derby di Trieste. Parleremo, andiamo anche verso Maranese Azzurra, lo scontro diretto, Cabine già da 10 gol. E poi, a proposito di grandi giocatori, Cabine sta facendo la differenza quasi da solo. Questo era un grande giocatore che faceva la differenza. Baccio Damiani, l'intervista, storie di dilettanti sul finale di puntata. Ma adesso siamo pronti, riassunto di giornata e partiamo. Sigla. Posso solo dire bravi ragazzi perché hanno dato l'anima. A organico pieno, non abbiamo paura di nessuno. Quando non hai giocatori tutti a disposizione non sono alibi, quindi è la realtà. Ma adesso guardate questo gol ed entriamo nel capitolo eccellenza. Corso, il direttore sportivo ha preso giocatori utili al progetto, alle dinamiche di gioco che intende Zanuttig. Che ci sia stata tensione è evidente. Ma sicuramente è un momento di difficoltà, non bisogna nasconderselo. E credo che sulla carta ci siano squadre più attrezzate. È quasi più deludente il Muzza con i 16 punti che il Pordenone con i 14. Davide Furlan, mister del Tamai. Lo portiamo a casa volentieri un punto. Poi oggi abbiamo preso il gol che verrà premiato, penso, gol del weekend. Giovanni Mussoletto, direttore sportivo del Maniago Vajont. Ha fatto una buona partita contro una grossissima squadra. Ai ragazzi chiedo di continuare a crederci fino alla fine. E ha deciso di accettare questa avventura che magari per qualcuno può essere problematica, però secondo me non lo è. Davide Fiorenzo, Sevediano Fauldi. Ieri finalmente è arrivata una vittoria molto importante per noi. Sento anche di dover, non dico trascinare perché non voglio essere arrogante assolutamente, ma di dover dare un segnale anche alla squadra. Il risultato di giornata qual è? La vittoria dell'UFM a Rupingrande. L'UFM. Concordo, UFM. Furlan? Faccio 4 anch'io. Standing ovation. Abbiamo vinto. Tantissimi gli argomenti di Terzo Tempo, allora presentiamo gli ospiti e chiediamo quale sarà l'argomento che scelgono, quale preferiscono. Tanta prima C, Medicabine, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Ezio Marconi, buonasera. Direttore generale Sant'Andrea San Vito, che argomento scegliete? Cabine fa 10. Cabine fa 10, bravo. Ezio? Sant'Andrea San Giovanni. Giustamente, parleremo di voi, parleremo di questo girone C di prima. Ben ritrovato Nicola Paolini. Buonasera a tutti, grazie Massimo. Tu cosa scegli come argomento? Io scelgo Medi 10. Bene, Medi 10. Massimo Jimbo Gerli. Ciao Massimo, buonasera a tutti e anch'io scelgo il Bomberone, già che ce l'abbiamo qua. Mi vogliono troppo bene. Bene, Fornasiere, ben ritrovato. Buonasera a tutti, ciao. Sicuramente rubo quello che ha detto prima di andare in onda Ezio, quello che ci piace meno è quello che è successo a Pordenone, Muggia, quello è sicuramente quello che ci piace meno, ma giustamente bisogna parlarne. Dai, allora io per non essere monotono resto a Trieste col derby dei Santi, visto che è appena passato insomma il 1° novembre che è la festa di tutti i Santi. Va bene, partiamo però dalla Serie D, ne avevamo parlato alle 19:30, cosa resta dopo lo scontro diretto con il Treviso, ne abbiamo parlato con Dennis Fiorin. Sentiamo. Dobbiamo far crescere in noi
creando le opportunità di avere l'abitudine a giocare queste sfide e l'abitudine di stare in alto. Dobbiamo acquisirla, dobbiamo volerla, dobbiamo avere il coraggio di tenerla. Essere a -4 è veramente, è vero, siamo alla 10ª giornata, neanche un terzo del campionato, però chiaramente dà fastidio, adesso non possiamo sbagliare, dobbiamo stare attaccati a loro. Noi pensiamo di riuscire a recuperare quasi tutta l'infermeria, quindi compreso Marangon, nella prima settimana di dicembre. Io devo affrontare 4 gare, 5 gare, comunque in una situazione di difficoltà, in questo momento numerica, sul reparto offensivo. L'ho detto oggi ai ragazzi in spogliatoio, non dobbiamo crearsi nessun tipo di dubbio che non siamo in grado di vincere le partite ogni domenica, anche perché non giochiamo, con tutto il rispetto, contro il Real Madrid. Io sono convinto che non ci dobbiamo piangere addosso, come ho detto prima, e sono convinto che le risorse interne le abbiamo, intendo di uomini e intendo anche di giovani. State già monitorando, qualcuno dice che potrebbe arrivare già qualche entrata. Può esserci la previsione di un'entrata di un difensore nel momento in cui scegliamo quella strada. Davanti è un discorso particolare, perché dobbiamo prendere comunque giocatori. Se dobbiamo prendere un attaccante lo dobbiamo prendere forte, in questo momento non possiamo prendere scommesse. Devono prendere un attaccante forte, no? Potresti fare io sono uno alla switch. Maranese, non posso. Allora, cosa ha detto lo scontro diretto? Che cosa ha detto? Ha detto che ha ragione Zironelli quando hai fatto vedere prima, gli infortunati non sono alibi ma sono realtà. Sarebbe stato bello vedere, magari finiva 3-0 per il Treviso, uno scontro diretto ad armi pari. Ha detto che ad armi pari non si è giocato, ma il Charly Smuzzane è uscito a testa alta, ha tenuto testa a un Treviso che evidentemente non è così forte da aver più 4 punti. Però il campo è sempre giudice unico, evidentemente, anzi non evidentemente, hanno vinto una partita in più perché hanno 4 punti in più, però, cioè, con 8 infortunati che il direttore Fiorin dice rientreranno, contiamo rientrino la prima settimana di dicembre e oggi siamo il 4 novembre, ragazzi, così è difficile. Sei d'accordo? Allora, sì, non mi piace proprio il termine armi pari, però effettivamente il Carlino perde con un Eurogol di un attaccante, tra l'altro è subentrato, sì. E l'uomo come Marangon che ti potrebbe far vincere la partita così, che effettivamente con un gran colpo, purtroppo in questo momento non ce l'hai, e quello è inevitabile che incide. Il gol è bello, però in uno scontro diretto devi stare attento. Perdono palla a metà campo, non sono d'accordo perché scalano male. Ma 90 minuti sono lunghissimi, non puoi essere sempre lucido al 100%, però è anche vero che se la palla è là, non hai Marangon eccetera, però hai perso palla a metà campo con Ian Brenner, abbiamo parlato con Fiorin che ti deve dare di più. Secondo me è troppo riduttivo, racchiudere tutto in quell'episodio lì. Come dice giustamente Simone, la valutazione va fatta ampia. E il tema di avere certi giocatori che spostano gli equilibri fuori, ragazzi, c'è Conte, c'è poco da fare. Sentiamo gli ospiti, che Ezio Marconi è un grande osservatore di la Maranese oggi senza cabine sarebbe prima in classifica? Con lui fortunato per 4 partite? In prima categoria, credo però no dai, però in D hai le rose di Serie D sono giocatori che spostano gli equilibri, quelli sono anche in sì, rose pesanti, però il Charlins ha fuori 7 titolari, cioè ha fuori 7 pezzi da 90. Io posso capire, scusa, poi chiudo veloce, Perez tu l'hai preso dalla Dolomiti, sapevi che aveva avuto un anno difficile, però dai, quando tu davanti hai fuori Marangon, Camarà e Silenzi diventa difficile. Sì, Camarà Silenzi. Camarà domenica avrei voluto vederlo con 2 difensori centrali bravissimi ma lenti. Ok, quando però prendi determinati giocatori devi sapere che possono capitare di fortuni, sì, hanno anche un certo non tutti insieme però non io posso capire anche Marangon, l'infortunio di Marangon, poverino. Sì, però non ragazzi, 8 è difficile, Restiamo a cosa ha detto lo scontro diretto, poi entriamo anche sul tema infortuni, però vi chiedo, perché ne abbiamo parlato anche domenica, il +4 non importa. Siete tutti d'accordo che il +4 non importa? Ezio Marconi. Ma sì, assolutamente sì. Cioè, quest'anno
Quest'anno il Ciarlin sta dando una dimostrazione di maturità, cioè, ricordiamoci gli altri anni, ricordiamoci gli investimenti fatti da Vincenzo, quindi insomma tutta una serie di cose che quest'anno secondo me sta girando in un altro modo e si vede che stiamo parlando di un altro Ciarlins. I 4 punti non sono assolutamente niente perché, ripeto, stiamo parlando di 24 giornate, no, davanti. Quindi, assolutamente c'è tutto il tempo per recuperare. Hanno affrontato sicuramente una squadra che 3 anni fa ha fatto 60 punti, l'altro anno ne ha fatti 74 e quest'anno probabilmente punterà a fare 75. No? Sì. Esatto. Io sono completamente d'accordo con quello che ha detto Simone, aggiungo solo il fattore campo, giocare a Treviso è veramente dura. Ad armi pari sicuramente il Ciarlins avrebbe fatto, il risultato sarebbe stato completamente diverso. O sarebbe perlomeno stata una partita diversa. Sì. Ma neanche per te il +4 conta niente? No, per me sicuramente c'è tutto il tempo, come diceva il DS, per recuperare i punti, recuperare soprattutto prima qualche infortunato, andare sul mercato che è importante. Però il Ciarlins non ha neanche demeritato, sì. No, assolutamente. Quindi ha giocato a armi pari, quindi secondo me alla lunga gli auguro. Il problema non è il +4 adesso, il problema è che un mese con 8 infortuni tu rischi di essere a meno 12. Però se tu riesci a recuperare. Però hai sentito cosa ha detto Fiorin? Se tu domenica giochi col Portogruaro, lui fa capire, noi siamo una rosa che deve essere pronta a sopperire. Certo. Ha ragione, è un messaggio corretto. Ha ragione, ma deve anche dirlo la squadra, per forza. Non può mica andare in spogliatoio e dire ragazzi, vabbè, se sto mese facciamo 0 punti vi capiamo perché... Poi c'è il mercato, bisogna vedere cosa darà il mercato, perché qualcosa bisogna fare. Abbiamo realizzato una grafica che riassume questa situazione degli infortuni del Ciarlins Muzzane. Sì, sono effettivamente tanti, no? Seno, probabile stagione finita, no? Poi abbiamo Marangon per un'ernia, rientro previsto a dicembre, però magari, sai, può essere anche che lo tutellino ancora un po'. Poi abbiamo Silenzi domenica al Malleolo e anche qua si va a dicembre, deve recuperare, già fuori da 2 settimane penso Bisetto per la frattura al dito, ci vogliono ancora almeno 10 giorni, Tardivo problema alla caviglia, mettiamo sulle 3 settimane, il flessore di Perez ne ha già fatte 2 fermo, quindi un mese se lo fa praticamente anche lui, poi abbiamo 2 stiramenti. Camarado Rattiotto, effettivamente un quadro clinico d'allarme. E domenica aggiungo che Gaspardo in mezzo al campo ha giocato con 6 punti in bocca, cioè ha preso un colpo in allenamento. Bonetto come sta? Andrea Bonetto. Bonetto ha rischiato anche lui di essere fuori, è andato a fare i raggi perché pensavano avesse rotto il naso domenica. Sì, anche questa si chiama sfortuna però dai, perché non ti possono capitare così tanti infortuni nell'arco di 2 settimane. Quindi adesso è un periodo, novembre, calciomercato, che piace, no? Però non è facile, l'hai sentito Fiorin dice, ad esempio in attacco non possiamo fare una scommessa. Ma neanche da altre parti, non puoi fare scommesse, perché anche se tu dovessi prendere un difensore non puoi prendere un difensore scommessa, cioè devi prendere giocatori pronti già per domenica. Lo so che a voi piacerà, ma lo ha detto Fiorin e sono d'accordo con lui, è follia che il mercato si può fare sempre, Siamo ormai andati ad un livello, vabbè. Ha detto non è vero che si può fare sempre. Possono rescindere? Ci sono le soluzioni. Sì, ho capito. Sì, però non dovrebbero esistere, Nicola, dai, adesso tu sarai di parte perché difendi l'associazione, ti capisco. Io vi trasmetto le norme quali sono. Non so però dai, non può essere che io ho giocato domenica contro il Treviso domenica va a Lupari e magari gioca Bonetto alla Luparense, faccio per dire, no? Cioè, una roba che... Comunque non è facile fare mercato adesso. Anche perché il fatto di non essere di parte, poi te lo smentisco subito, perché anche tante società a volte sono contente di liberarsi da ottobre di un giocatore piuttosto che tenerlo fino a dicembre e doverlo pagare. È successo il gioco del anche nei nostri campionati. Sì. Comunque mercato non facile, c'è questo allarme, adesso superare novembre per il Ciarlins Muzzane è la grande sfida. Giro di domanda, prima sul Brian Lignano e poi sul San Luigi, la faccio a tutti perché tutti conoscete bene le dinamiche.
Ne ho parlato anche prima. Brian Lignano è un passo indietro, è una questione di mentalità adesso ritrovarsi dalla possibilità di guardare in alto a questo rallentamento. C'è stato un passo indietro secondo voi? Cabine? Ma direi un passo indietro no. Però sappiamo che il Brian è costretto a soffrire tutto l'arco dell'anno. Dici? Secondo me Brian sì. Lignano poteva anche non essere costretto a soffrire, sinceramente. Puoi aver ragione, ma la penso così, nel senso che comunque è una squadra che prima di tutto deve pensare a salvarsi, e ci possono essere dei momenti di flessione, ma secondo me non vedo allarmismi. Nessun allarmismo. No, questo è il gol di Nicoloso che ha deciso la partita. Marconi? Ma secondo me il Brian si è rinforzato confronto all'altro anno, ha fatto una stagione stupenda l'altro anno, forse una delle squadre che ha giocato meglio nel girone C, ma in questo momento qua stanno venendo a mancare secondo me i gol degli attaccanti. Sì, è un Rocco non totalmente in forma. Però insomma c'è Cuban, Ibe, comunque non stanno, sono giocatori che in questo momento qua mi pare hanno 2 gol, quindi c'è bisogno della parte offensiva del Brian. È un passo indietro secondo te col Conegliano? Sicuramente sì. Mi pare che quella prima era quella Altavilla, giusto? Quella sì. E prima l'Obermais. Per quello che ho visto del Brian sono punti persi. Tomei ne aveva parlato la scorsa settimana, distrazione, fare il punto, attenzione, effettivamente adesso il Brian Lignano deve guardare anche dietro e non più solo avanti. Quindi per Marconi passo indietro. Ditemi la vostra, quindi sì o no, passo indietro? Allora, ti dico che sicuramente sono 2 battute d'arresto un po' inaspettate, anche per la forza che il Lignano ha e che ci ha fatto vedere anche queste prime partite, assolutamente inaspettate. Un passo indietro, adesso è un po' presto per dirlo, però sicuramente è un vero peccato perché potevano essere lì dietro le prime. Gerli? Anch'io sono d'accordo con Nicola, non è un passo indietro, però insomma adesso bisogna riprendere un momentino. Sì, non aspettare troppo per riprendere. No, bisogna riprendere un punto in 3 partite, non è moltissimo nelle ultime 3. Sì, è un gran peccato per te. Sì, sono d'accordo anch'io con Nicola e con Jimbo. Non un passo indietro, sono inciampati e hanno avuto una settimana, 2 domeniche, insomma, in cui sono inciampati. Per me è un po' più brutta quella con l'Altavilla. Conegliano, insomma, è comunque una squadra che fino a questo momento ha reso meno di quanto ci si aspettasse per nomi e per tutto. Quindi, insomma, ci sta e può starci. Con l'Altavilla brutta è chiaro che adesso arriva uno scontro col San Luigi domenica, dove allora sì, perché il Brian ha 13 punti mi pare, San Luigi ne hanno 10 e quindi se ti fai agganciare a San Luigi dai un brutto non un brutto segnale, però è un brutto colpo. Ecco, eravamo tutti più felici con il Brian Lignano che vinceva col Conegliano, lo teneva indietro e poi si vedeva, no? Si va verso Brian Lignano San Luigi domenica al Teghi, San Luigi che non è riuscito ad andare in gol e poteva farlo contro la Clodiense, ha avuto le occasioni anche la Clodiense, si chiude con uno 0-0 e 9 uomini, una stagione che non è mai decollata ed è scattato l'esonero per Bruno Tedino. Naturalmente ci dispiace per Carlo Marchetto, però insomma la Clodiense ha recitato da delusione. Medi? Sì, guarda, io il mister Tedino l'ho avuto 3 anni e lo conosco molto bene, mi dispiace tantissimo, però secondo me era nell'aria un pochettino, perché la Clodiense è una piazza che deve stare in alto, perché proprio è la città che ti mette delle pressioni, sì, la città, il presidente, adesso è andato Roberto Vecchiato. E sono proprio curioso di vedere che tipo di lavoro fa. Eh sì, Clodiense che può guardare naturalmente per risalire, tocca a Vecchiato che hai avuto... È stato il mio capitano, sì. Sì, giocato anche assieme. Una battuta su San Luigi, anche tu? Una battuta su San Luigi. San Luigi sicuramente posso dire che 3 punti persi domenica, perché quando vai a affrontare una squadra che rimane in 9 devi assolutamente finalizzare la cosa.
Per il resto considero che comunque il lavoro di Poceco è un gran lavoro, quindi di conseguenza è una società che comunque ha deciso di sposare una causa, di tenere un sacco di ragazzi che hanno vinto il campionato e quindi di conseguenza secondo me sono in linea, no? Ma sono in linea, esatto. Anche se è vero, al di là di essere in linea, quando hai queste occasioni qua le devi prendere. Esatto. E 2 punti in più facevano molto molto bene al Sanlu. San Luigi domani su quel campo gioca l'Under 19, la nostra rappresentativa regionale. Jacopo Puntin, vediamo. Sono passati 200 giorni da quel trionfale 18 aprile che ci ha incoronato i campioni d'Italia in Sicilia contro il Piemonte, ma domani è tutta un'altra storia. Certo, l'avversario è lo stesso, Mister Bortolussi è sempre su quella panchina, ma in campo non c'è nessun campione d'Italia, la grinta sempre quella, non manca mai un doppio confronto con il Piemonte che inizia da San Luigi, casa di Brunner ed Osmani, che purtroppo non possono giocare, e allora spazio alla nuova generazione 2007-2008, Jagust che la rappresentativa la conosce bene, Sinigaglia e Dovier a lottare su ogni pallone, il migliore della scorsa spedizione friulana Bruni è davanti, spazio alla fantasia con Livone e Tofolini, tutti nuovi, tutti da scoprire e soprattutto tutti di promozione, o meglio quasi tutti. Mister Bortolussi per provare a passare questo spareggio che aveva perso contro il Lazio nella sua ultima esperienza ha dovuto lottare contro la regola dei fuoriquota, infatti solo 8 su 20 vengono dall'eccellenza e non tutti 8 giocano con continuità. Che questo possa essere un problema, a questo lasciamo rispondere il campo. Ora c'è solo una cosa da fare: entrare in campo e ricordare a tutti che noi siamo i campioni d'Italia. Si gioca per la UEFA Regions Cup, questa manifestazione europea, insomma molto curiosa, no Simone? Però è molto... Organizzata dalla UEFA a tutti sì. gli effetti, quindi c'è il sorteggio a Nyon. Quindi andrai in gita a Nyon se va bene, no? Sei pronto? Non lo so, sì, per essere pronto sono pronto. Speriamo siano pronti i ragazzi per la nostra regione, insomma. Il tema sulle annate, da che parte state voi? Alla fine è un errore, bisognerebbe puntare sulle rappresentative oppure sono 2 temi diversi, i campionati è giusto che abbiano le loro dinamiche e ben venga che ci siano nuovi volti al di là di chi gioca o non gioca? Da che parte state voi? Io credo siano 2 cose diverse, che poi è chiaro che le rappresentative dipendono dai campionati, questo è vero, ma credo che... Il tema uno potrebbe dirti, io creo il campionato in modo da favorire perché credo in questa manifestazione e poi nel torneo, oppure non importa e giocherà a chi tocca al di là dei regolamenti che ci sono, quindi va bene com'è. Evidentemente a chi ha tolto il fuoriquota va bene così. Mi sono spiegato o mi sono spiegato male? Non mi avete seguito? No, io sì. Sei stato un po'... Io avrei lasciato il fuoriquota per la rappresentativa. Ci sono 2 strade. Io sono il comitato regionale, posso decidere che tengo il fuoriquota perché poi ho la UEFA Regions Cup e il torneo delle regioni. Oppure l'altra strada, che è quella di adesso, i campionati non hanno la regola e va bene le annate. Io avrei tenuto il fuoriquota per penso che però la decisione sia stata fatta in funzione della rappresentativa o meno. Dai. Alla fine poi c'è stato sempre, anche il Presidente sappiamo che fa sempre un confronto con le società, è uscito anche questo dal parere anche della società, è chiaro che il campionato deve avere comunque la precedenza. Io la penso così, però il tema, la domanda è qual era la vostra opinione? Il campionato deve avere la precedenza, però ben vengano le manifestazioni comunque che sono... È ovvio che però questa squadra Ezio si ritrova tutta nuova e non sarà un compito facile per Bortolussi. Certo, sarà un lavoro impegnativo, insomma, vedremo domani come partono. Ecco. Vedremo, insomma. Ok, non avete altro da aggiungere? Comunque siamo al 4 novembre, anche il Piemonte proprio anagraficamente, indipendentemente da se hanno il fuoriquota o no, mi pare li abbiano, sarà una squadra nuova anche il Piemonte, perché... No, ma l'ha detto, però giocano poco questi qua. Questa squadra è una squadra ma che dico gioca poco. Come squadra, no? Non credo sia una squadra così amalgamata neanche il Piemonte. I nostri, sì, ho visto le convocazioni, io più di qualcuno non lo conoscevo, ma... quelli che giocano comunque, no? No, non giocano tanto quelli che sono convocati. Non ricevono il servizio. Non giocano tanto quelli che sono i giovani che sono lì, arrivano dall'eccellenza, ma quelli che scenderanno in campo domani... Quelli che giocano in promozione, sì. E dopo giocano in 11, sono tutti... Ovvio, è un altro... Ma infatti la mia era una domanda, poi
la mia opinione è che va bene così, perché questa è una manifestazione che poi tu guardi un giovane, lo noterai, ben venga, è un'altra cosa, i campionati devono avere assolutamente la precedenza, e invece per Fornasiere avrebbe fatto il contrario. Insomma. Io avrei tenuto fuori quota, ma io... Sì, ok. Va bene, bell'appuntamento, domani lo seguiremo naturalmente, e se domani c'è questo appuntamento a San Luigi, a Sant'Andrea, domenica invece c'è il derby tra Sant'Andrea e San Giovanni. Francesco Vitturi. Solo 4,5 km a dividere il campo sportivo di Vialocchi del Sant'Andrea San Vito e l'Attilio Visintini di San Giovanni. La connessione tra questi due campi divide la città di Trieste longitudinalmente da ovest ad est, due rioni che nella propria squadra vedono storie diverse. Sicuramente a livello di blasone storico è più ricordata la società rossonera del San Giovanni, che ha conosciuto il campionato interregionale in diverse occasioni, l'ultima volta negli anni 90. Ma negli ultimi anni i risultati sportivi hanno sorriso di più ai biancazzurri del Santa. Anche quest'anno sembra che gli obiettivi siano diversi, con il Sant'Andrea che vuole accodarsi alle prime due all'inseguimento del passaggio in promozione, per tornare nella categoria frequentata 2 stagioni fa. Il San Giovanni arriva da un altro derby triestino, quello di domenica contro il Domio, finito in parità 2-2 in casa, proprio maturando uno dei 7 punti fin qui trovati in campionato dai ragazzi di Stefano Caiffa. Questo sarà il primo derby fuori casa del loro campionato. Andranno a caccia dei 3 punti che mancano dalla partita contro la Bisiacca del 12 ottobre. Proprio contro la Bisiacca è arrivata invece la 4ª vittoria consecutiva per il Sant'Andrea San Vito di mister Matteo Tropea, che ha strappato i 3 punti al Fogar di Staranzano. L'ultima volta che le due si sono affrontate era il marzo del 2022, match finito con una vittoria del Sant'Andrea. Occhi puntati su Vialocchi quindi, perché domenica va in scena un match che supera le questioni di classifica. Un derby è sempre un derby, e le squadre triestine lo sanno bene. I pronostici sulla carta si stracciano. Arriva il weekend di Santa Sangio. Lo sentite questo derby? Mi racconti un po'? Sì, io lo sento come probabilmente tutta la squadra, però insomma siamo tranquilli e sereni, affronteremo questo derby qua. Loro sono una squadra neopromossa, quindi comunque con tutto l'entusiasmo che possono avere, quindi si sono anche rinforzati, hanno fatto mercato, hanno degli operatori di mercato molto in gamba, che Aiello e Lionetti, quindi di conseguenza ragazzi che comunque calcano i campi da anni e quindi conoscono bene il territorio. Quindi noi siamo, ripeto, siamo tranquilli, veniamo da 4 vittorie consecutive. Siete partiti? Siamo partiti. Finalmente siamo partiti, sì dai. Beh, insomma è una squadra che quest'estate ha avuto comunque una bella rivoluzione, perché comunque sono arrivati 13 giocatori nuovi, abbiamo cambiato allenatore, abbiamo cambiato lo staff, quindi sono stati tanti cambiamenti, quindi di conseguenza come tutti i cambiamenti sappiamo che c'è bisogno un po' di tempo per entrare nel ritmo. Ma tu a Sant'Andrea vuoi rifare quello che hai fatto al Primorje? Ma l'idea è quella, ecco, sono stato chiamato dal presidente Sain per portare i risultati e anche a breve tempo, quindi insomma vediamo un attimo, insomma, cerchiamo. Però ne dobbiamo parlare, perché parleremo dopo anche di Maranese, insomma Maranese e Azzurra corrono. Sì. Beh, sono 2 squadre che arrivano dalla promozione, quindi comunque 2 squadre, 2 società importanti, e quest'anno il girone C devo dire che oltre che alla Maranese e all'Azzurra è un girone dal mio punto di vista tosto, e sicuramente ci sono 5-6 squadre che possono sicuramente dar fastidio. Sì, insomma dopo ne torniamo a parlare. Intanto, chiudendo, Sant'Andrea San Giovanni, la storia contro l'ambizione, possiamo... Beh, insomma, il Sant'Andrea ha anche una bella storia. Cioè, però quella del San Giovanni, nel 2026 ovviamente... facciamo 80 anni di club, quindi comunque non è poco.
Sì, noi siamo in centro città, siamo a Trieste, siamo in centro città e quindi è l'unica realtà in centro a Trieste, quindi di conseguenza è una società importante, una società che dal mio punto di vista ha delle grossissime potenzialità e vogliamo metterle in risalto. Ecco. Bene, avete sentito questo essere in centro città, no? Però San Giovanni è abbastanza centrale, il campo lì. Sì, Rione di San Giovanni, però non è centro. Non è centro. Non è centro. Non è centro, quindi è molto... però è una bella sfida, è curiosa, ce l'ha raccontata Francesco, la seguiremo naturalmente, lo seguiremo questo derby. Trieste, abbiamo detto, domani c'è questo bell'appuntamento, domenica quest'altro, però arriva dal weekend difficilissimo Trieste, proprio per i diversi fatti accaduti. Riassunto. Una domenica difficile per Trieste, per le forze dell'ordine chiamate a gestire una complicata giornata sportiva a partire dagli scontri pre-partita di Triestina-Brescia, difficoltà confermate dal questore Fredella. Purtroppo anche ieri abbiamo visto degli scontri che non sono esattamente il core business dello sport e abbiamo avuto qualche difficoltà a gestire questo arrivo dei tifosi perché alcune macchine, alcuni minivan si erano staccati dal convoglio e quindi poi sono stati intercettati dopo che avevano avuto un contatto con dei tifosi della Triestina. Tutto tranquillo al San Luigi in Serie D con l'arrivo dei tifosi del Chioggia. A Muggia invece i problemi si sono presentati alla fine della partita col Pordenone, anche se decisamente con momenti meno preoccupanti, ma comunque tesi con le cariche di alleggerimento della polizia all'uscita dallo Zaccaria, come spiegato anche dal sindaco di Muggia Polidori. Durante la partita non è assolutamente successo niente, anzi la situazione era tranquilla. E poi è successo tutto fuori, nel senso che magari c'è una frase detta di qua, una frase detta di là e si è scatenato un po' di tensione. Ma, ripeto, il contatto c'è stato soltanto con la polizia e i carabinieri. Il Pordenone torna quindi alla ribalta della cronaca a suo malgrado. Il calcio regionale non aveva a che fare col mondo ultra da oltre un decennio. Nel 2012 per la Triestina, catapultata in eccellenza, con un seguito superiore, si optò spesso per le inversioni di campo o neutri. Ma anche alcune trasferte, storica la prima a Tolmezzo, non portarono mai ad interventi simili da parte delle forze dell'ordine. Il caso Muggia-Pordenone, fortunatamente controllato, può aprire forse una riflessione sulla gestione del tifo organizzato in certe categorie. Vi chiedo, perché qua non mi metto a fare dibattito su questo, era solo cronaca, vi chiedo che riflessione volete fare voi. Vi faccio velocemente la mia, che è la seguente. Se effettivamente nei dilettanti può diventare difficile gestire il tifo organizzato, bisogna decidersi che vanno gestiti in maniera diversa, quindi i campi devono essere o neutri o nessun problema a fare le inversioni. Purtroppo quando c'è un caso straordinario lo devi trattare come un caso straordinario, ma aggiungo una cosa, parere mio, il tifo del Pordenone è tra i più corretti e io ho sempre tenuto questa posizione. E ha numeri, avete sentito, la Triestina fu gestita senza mai arrivare a una situazione di cariche. Non riesco sinceramente a capire come si possa non riuscire a gestire una tifoseria con numeri comunque minori di quelli che abbiamo visto del 2012 e spesso corretta. Mi pare strano che non si riesca a gestire se si è arrivati a un caso limite. Questa è la mia riflessione. Giro di riflessioni, Fornasiere. Allora, intanto per fortuna dalle immagini si è visto subito anche i funzionari della polizia si sono messi in mezzo quasi a dire fermi, cosa state facendo, quindi forse c'è stato un eccesso da una parte, un eccesso dall'altro e poi così. È chiaro che, allora, quando anche gli anni della Triestina, noi l'abbiamo spesso seguita insieme, non è mai successo niente, però è anche vero che forse è stato fatto in modo che non succedesse niente. Io ricordo che io e te saremmo andati 4 volte a Lignano quell'anno a vedere la Triestina che giocava con chiunque a Lignano, no? Poi al netto del comportamento da elogiare di quella volta degli ultras della Triestina. È chiaro che bisogna riflettere che se c'è un tifo organizzato e magari si va in posti che possano non essere il campetto di Cusignacco, ma possa essere una città dove magari c'è un'altra tifoseria, dove ci sono stati, anche se magari non è questo il caso,
bisogna fare più attenzione e magari bisogna giocare in impianti anche che siano più adeguati. Il campo di Muggia, per quanto abbia una tribuna grandissima e tutta, a memoria mia ci sarò stato 4 volte, ci arrivi solo da una strada, non ha parcheggio, ha solo un'entrata, e quindi forse è un dettaglio che bisogna in futuro valutare. Gerli. Io sì, ti hai dato un termine giusto, fare attenzione sì, però sui campi, adeguare tutti i campi per ospitare il Pordenone mi sembra un po' difficile da fare perché non tutti possono farlo, e comunque sia io ti posso garantire che io ho visto 4-5 volte il Pordenone l'anno scorso e i tifosi, specialmente che ha nominato Cusignacco, sono stati esemplari, hanno fatto il loro tifo, sono stati al chiosco e tutto, quindi sicuramente qua c'è stato qualcosina, una frase detta sbagliata e poi sono partiti questi sì, momenti di tensione. Però mi viene difficile perché io tutte le volte che li ho visti i tifosi sono stati sempre perfetti, dopo per l'amor di Dio. Paolini. Allora, io penso come il caro Jimbo, nel senso che non penso che la soluzione sia scappare dal problema e evitare, no? Andiamo nei campi neutri, bisognerebbe riuscire invece a creare dei presupposti in cui le partite comunque si giochino nei campi, comunque ci sia la correttezza, comunque ci si riesca anche ad avere un equilibrio, insomma, gli strumenti ci sono tanti per riuscire a far fare comunque le gare negli stadi e anche mantenere un certo comportamento, anche perché penso e sono certo di questo che continuare a dire beh allora per evitare facciamo campi neutri, partite a porte chiuse per assurde, ma alla fine non si affronta mai il problema, non si vuole affrontarlo, si dice beh a priori, però parliamo comunque sempre di dilettanti e quindi secondo me la soluzione va trovata cercando di fare proprio anche ai ragazzi che vanno a giocare in campo, avere uno stadio con i propri tifosi che sono quasi tutti dei parenti e quant'altro, e quindi riuscire a mantenere quell'ambiente di dilettantismo. So che vuoi intervenire per no, perché mi era giunta voce, aveva chiesto Sì, c'era stata l'idea dell'inversione. L'inversione del campo di Muggia, non mi pare. Sì, ma al ritorno avresti giocato a Muggia uguale. Sì, per ritorno. Ma la mia domanda è, no? Perché dico Pordenone perché stiamo parlando del Pordenone, che sono 2 anni che fa i campionati dilettanti. Cioè, perché domenica c'erano 20 poliziotti e 10 carabinieri? Perché c'era il discorso quindi c'era a monte c'era un problema, un allarme. Sì, c'era una rivalità che è nata con, poteva magari avere il timore di possibili ultra Triestina, ultra Pordenone, quindi si crea una diversa situazione di sicurezza. Però non è accaduto, cioè questo dobbiamo dirlo, ci sono stati degli scambi accesi, ma non ci sono stati gli ultra della Triestina, non c'erano uno scontro tra ultra in quella partita, questo non è successo, cioè non era Triestina-Brescia, ok? Quello che è successo. Là ci sono immagini, e là è un'altra storia. Qua va bene, comunque non voglio fare dibattito, abbiamo dato un'idea, chiudo che con Medi, se vuoi fare la tua proprio brevissimamente, si poteva gestire leggermente meglio, ecco, il tifo organizzato deve essere sempre tenuto un pochettino a bada, e sottoscrivo il fatto che i tifosi del Pordenone li conosco e si sono sempre comportati in maniera esemplare anche nel post partita, appunto facendo aggregazione, festa, bevute. Ma comunque, scusa, poi se vuoi chiudere, se devi chiudere, la dimostrazione della correttezza dei tifosi del Pordenone, che appena parte la carica della polizia, cioè si fermano tutti e dicono ragazzi, ma cosa state facendo? Esatto. Siamo qua o no? Esatto. Cioè, mentre se fosse successo ad altre tifoserie, magari Serie A grandi, magari avrebbero risposto sulla polizia, no? Lo vediamo quotidianamente. Invece questi si fermano e dicono ragazzi, no, perché poi a me cosa fate? Non voglio che passi il messaggio che il tifo del Pordenone è un problema. Il tifo del Pordenone è una risorsa in un campionato di eccellenza, e allora qua se ci sono delle situazioni che magari possono essere complicate, stiamo attenti di come gestire. Non si può arrivare, con tutto il rispetto, e non voglio dare colpe, ci mancherebbe, chi sono io per farlo, la gestione delle forze dell'ordine non lo farei mai, ma è ovvio che io da spettatore che guardo delle cariche dico ma com'è possibile? Posso dire com'è possibile? Certo. Perché insomma mi sembra troppo. Chiuso, però c'è un problema, il Pordenone in campo, ha perso 3-0 a Muggia. Il tema di Tomei è su questo. Ciao Massimo, un saluto agli ospiti in studio e a chi ci segue da casa.
Tema della settimana, nuovo Pordenone. E ora? Le ultime 2 sconfitte, l'eliminazione dalla Coppa e non ultimo il malumore della piazza stanno minando e non poco la serenità della squadra. Vedi espulsione del giocatore simbolo Filippini e sicuramente anche la tranquillità di Campaner. Oggi non possiamo più dire che sono in linea con gli obiettivi iniziali, che non erano mai stati a vincere il campionato, ma nemmeno ritrovarsi a 4 punti dai play-out. Il bel giocattolo che, in tutti i sensi, che Zanutella e soci hanno messo in piedi non sta reggendo a livello tecnico e motivazionale alle pressioni che una piazza esigente e dal palato fine come il Pordenone ti comporta. Urge intervenire, il che non è semplice, ma uomini di provata esperienza, di cui è composta la società, sapranno trovare la soluzione giusta per porre rimedio a una crisi non solo di risultati, ma soprattutto di smarrita convinzione e fiducia. Quindi, caro Massimo, e ora un saluto a tutti, alla prossima. La risposta è ora, la prima cosa è fiducia a Campaner. Questa è la prima risposta che diamo a Tomei. Ha ragione Tomei, cioè bisogna tornare a mettere al centro il punto di vista tecnico, al di là di tutto quello che è, e noi lo raccontiamo, il lavoro di essere Pordenone, di questa ripartenza, ma dal punto di vista tecnico non è in linea? Credo proprio di no, insomma, adesso hanno fatto una settimana, una 10 giorni brutta, quindi qualcosa che non va c'è. Lui ha parlato anche di malumore della piazza, io ne sono testimone perché sabato, non questo, quello prima, ero al Bottecchia a vedere Pordenone LME, davvero ho sentito la gente mormorare in tribuna e soprattutto con Campaner. Poi è chiaro che un po' come i social, no? Lascia il tempo che trova quando tu leggi i commenti o senti, però la piazza comunque mormora e devo dire che io li ho visti proprio con l'LME e dal punto di vista tecnico non mi sono piaciuti per niente, anzi non ci sono stati. Domenica comunque hanno preso 3 gol, l'espulsione di Filippini, come dice anche Tomei, è sintomatica di quanto l'ambiente non sia sereno. Perché... Guarda queste immagini, questo per voi non ha un peso, cioè quei giocatori lì, siamo nei dilettanti, però c'è un gruppo di tifosi che ti parla, che ti chiede di più, che ti può dare tanto. Tu sei un grande giocatore, per uno che non è abituato non può pesare questo? No? Questo è il calcio. Questo è il calcio. Sì, questo è il calcio. Però devi avere gli attributi per poter reggere. Però io sono dell'idea che secondo me, vista da fuori, diciamo che il Pordenone, la rosa, non è così forte come lo si diceva. Cioè, nel senso, sei d'accordo con Furlanto? Sì, la città di Pordenone, i tifosi di Pordenone, secondo me, hanno bisogno di una squadra ben più, però loro l'hanno detto che quest'anno era un anno di assestamento in eccellenza. Pordenone chiama in eccellenza, è chiaro che poi il tifoso si aspetta che tu Pordenone, che 3 anni fa giocavi in B, torni ma al quella è un'altra storia. Transizione però non deve diventare crisi, dimmi. No, io a vedere quelle immagini lì, con tutto il rispetto all'eccellenza, vedo le immagini che quando giocavamo io e Medi le vivevamo in spogliatoio, quando entrava il presidente o la dirigenza a dirci di tutto, non che i giocatori stiano fermi 20 minuti a sentire i 2 ultra che gli spiegano cosa fare. E tu dici per no, me è inaccettabile. Inaccettabile. Io l'ho sempre sostenuto, ma anche nelle categorie più alte, ma capisco che là ci muoiono in migliaia di persone, ma obiettivamente che in eccellenza... Però non sappiamo cosa gli hanno detto, magari gli hanno... Qualsiasi cosa, magari non gli hanno spiegato il 4-3-3 l'esterno. No, sto dicendo questo, sto dicendo questo, ma ho capito. Tirate fuori ma questo ce lo dicevano i presidenti, i dirigenti, obiettivamente, cioè, poi andrò anche controcorrente, ma in eccellenza, andare tutta la squadra, stare 10 minuti a sentire questi che mi dicono ma me lo dirà la società, e giustamente prenderai provvedimenti. Cioè, devo vedere quelle cose lì in eccellenza, io ci rimango un po'... Io sono d'accordo con Nicola su questa cosa qua, invece su quella cosa lì darei fiducia lo stesso a Campaner, però in questo momento qua sono squadre più forti, quindi è poco cosa fare. Esce da tutti questa idea deve rivedere un po' qualcosina.
Squadre più forti. Però hanno giocato 2 domeniche, scusa, hanno giocato contro LME e Muggia che non erano nel loro miglior momento. Adesso l'LME, vabbè, è ripartito, quindi hanno giocato, non è che hanno giocato con Monfalcone e Tamai, le due che hanno perso. Sono 2 squadre che sulla carta dovrebbero essere Monfalcone e Tamai. Esatto. Sì, è vero, però quindi il potenziale c'è. Infatti la frase di Furlan, mister del Tamai, secondo me è un riassunto perfetto. Quello che avete detto voi, ci sono squadre superiori a questo Pordenone, ma la delusione comunque resta più la distanza del Muggia dal Monfalcone che quella del Pordenone dal Monfalcone. Sicuro. Ezio. Allora sono d'accordo sulla disamina del Bomber perché effettivamente una piazza come Pordenone hai creato tanta aspettativa o comunque hai caricato dei palcoscenici importanti, quindi di conseguenza devi rispondere nel modo giusto. Quest'anno non mi aspetto un campionato di metà classifica, mi aspetto un campionato di livello. Ecco, certo. Quindi è ora. Vedremo, per ora la risposta deve arrivare in campo, domenica al Bottecchia arriva il Tolmezzo. Ci fermiamo, pubblicità, dopo vorrei fare un punto finale perché questo era già un non va, abbiamo anche un riassunto, ci sono diversi non va e poi parliamo di tutte le cose belle che ci sono state e che arriveranno perché dobbiamo parlare anche della super sfida Maranese Azzurra in prima C. Torniamo fra poco. Dobbiamo fare questo punto sul non va, non abbiamo chiuso parlando di Pordenone, un'ultima battuta, società che comunque è nuova, è pronta a dare subito dei segnali secondo te in questo momento o terrà una linea più morbida? Cioè la fiducia Campanella vi convince insomma? Allora, in questo momento assolutamente sì, anche perché obiettivamente la squadra secondo me ha almeno quelle 4 squadre che abbiamo detto probabilmente superiori, quindi assolutamente sì, insomma il primo anno è anche giusto. Quindi adesso voi aspettate più risposte dalla squadra, dal mister o dalla società, in questo momento di questa crisi Pordenone? Beh, in questo momento è chiaro dalla squadra, dal mister, che sì, sicuramente, anche perché la fiducia proprio da là al fatto che la squadra adesso... Guardate questi non va cronici, li ho chiamati. Mi dite, chiedo solo agli opinionisti e poi andiamo a cambiare argomento, tanto c'è l'esonero di Motta. È ufficiale? Non l'ufficialità, però insomma non ho avuto smentite. C'è che Paolo Soavi. Toccherebbe a Trangoni sostituirlo. David, sicuro. Non è ufficiale, ma io la do per ufficiale perché non ho ricevuto... C'è lo scambio, allora David da Udine, da Martignacco va a Trieste. E Gratton. Mi dite qual è il non va cronico, più quello del Sistiana, appunto che Motta chiude senza vittorie. Attenzione, scusate, però entrano i microfoni, non parlate tra di voi. Hai ragione, scusa. Sistiana, il Chiarbola che prende troppi gol, peggior difesa in eccellenza. Fontana Frega che continua a non fare gol, Altognon soprattutto, a casa tua non segna Altognon, il Codroepo che in 2 mesi non ha vinto in casa. Poi c'è tutta quella serie di squadre senza vittorie, sono andato fino alla prima e vi segnalo anche quelle che non vincono da un po'. Corva è 13° dal 14 settembre in promozione, il Cussignacco in prima ha vinto solo la prima giornata, occhio al Torre, non vince l'11 ottobre, non è tanto, ma nelle ultime 3 giornate ha preso 10 gol. Di questi non va cronici. Io ho scelto, ho titolato quello più impattante, il cambio quasi certo a Sistiana. Fornasiere, quale altra cosa sottolinei? Il 13° che non vince dal 14 settembre, perché il 13°, ricordiamolo, era finalista playoff lo scorso anno, è stato un passo a 90 minuti dall'eccellenza, dal ritorno all'eccellenza. È vero che qualcosa ha perso, soprattutto Cavaliere, però era partito bene in Coppa, era partito bene in campionato vincendo le prime 2 e poi appunto dal 14 settembre, che è la seconda giornata di campionato, non vince. Quindi per me non va che un po' più mi stupisce è quello lì. Gerli? Io vado invece a Cussignacco, perché era una squadra strutturata per fare bene, per stare in alto troppo poco. Per il momento sì. Paolini? Anche io vado sul Sistiana perché effettivamente è stata una non partenza praticamente, quindi sì, troppo poco. Poco e poi comunque Motta è un nome importante, no?
fa specie che non sia riuscito a impattare. Sì, dispiace no? per Simone. Certo, però questi sono i dati naturalmente. Aggiungo una cosa, per me anche Sandrin deve cominciare a dare dei segnali, deve dare dei segnali, non è, anche se gli hanno dato fiducia totale, il direttore sportivo deve dare dei segnali. Però se le gioca un po' di più rispetto a assistere alle partite del Codroipo, 2 o 3 volte ha preso quella alla fine. Però bisogna cominciare a vincere. Ho capito, ma in questo momento Codroipo gioca per salvarsi, in eccellenza, quindi... Io mi ha anticipato, io stavo dicendo il Codroipo, perché anche per esperienza personale giocare in casa del Codroipo è sempre stato difficile vincere, e poi comunque siamo abituati a vedere un Codroipo in zone medio-alte. Ecco. Infatti. Ezio, per te? Sistiana. Sistiana? Sì, mi dispiace molto. Ma chissà cosa non ha funzionato, forse... Sì, poi ha avuto fuori Volas, no, per la squalifica, forse Zolia non... I grandi bomber ad allenare non funzionano, Ligodias prima, Motta adesso... No, però aveva fatto bene all'inizio. Sì, all'inizio sì, ma poi l'ultimo anno... Ok, andiamo dopo le cose non belle, andiamo con le cose belle, le stelle del Dea. Sentiamo cosa ha scelto mister Stefano De Agostini. Vediamo. Buonasera, benvenuti di nuovo alla solite stelle del Dea, e questa sera cominciamo con le 3 stelle che le diamo a Cucchiaro, ahimè, che ha fatto un grandissimo gol dell'1-1 del Tormezzo contro il Tamai, ha fatto un grandissimo stop e tiro a giro veramente di altissimo livello, quindi le 3 stelle se le merita tutte. Le 4 stelle le diamo alla pirotecnica partita tra Casars e Tricesimo, bellissimo vedere 2 squadre che si affrontano così a viso aperto, cercando di giocare a chi fa di più, non a chi fa di meno, ed è venuta fuori una partita meravigliosa. Le 5 stelle vanno al primo gol del Chions, a tutta l'azione che poi è stata conclusa da Commisso, che è stata un'azione veramente di altissimo livello, con tutti i passaggi di prima fatti con estrema precisione, sintomo anche di un ottimo lavoro che c'è dietro. E poi insomma non si può non premiare con le 5 stelle superior le prime 10 partite del Monfalcone, che ha dei numeri pazzeschi, 9 vittorie e una sconfitta, 2 gol soli subiti, è andata a vincere una partita importantissima col Crash, è riuscita a reinserire ancora anche Sistiani, che era partito un po' così, quindi il lavoro di Zannutti che è sotto gli occhi di tutti, e quindi vanno le mie 5 stelle superior. Buonasera a tutti. Veloce aggiunta, guardiamo il gol del Chions che ha nominato il Dea. Sì, davvero molto bello, il Chions insomma con Moroso sembra diverso, aveva un buon calendario, l'ha sfruttato a pieno, ha vinto anche in Coppa col Pordenone in crisi, vedremo le prossime, ma intanto che impatto, e questo è un bel gol effettivamente. E poi l'UFM da 5 stelle superior, mentre chiudiamo con Commisso, altro attaccante ritrovato che sembrava a un certo punto quasi in partenza. La forza dell'UFM, l'Unione Fincantieri che comanda l'eccellenza. Abbiamo preparato una grafica che secondo me riassume tutti i motivi. Il modulo gioca col 3-5-2, i quinti a Campora e Pozzani, ho messo a Campora, pensate che cos'è diventato, mi ha rivelato che avrebbe voluto farlo prima questo ruolo qua. Il portiere e la difesa, Sorzan, colpo di mercato. Ragazzi, i 3 dietro sono quasi fissi, c'è Selon, Pratolino, Moratti, e non so quanti avrebbero detto che questi erano i top, a parte Pratolino che lo conosciamo, no? E lo staff. Non c'è solo Zannutti, che hanno 2 preparatori, c'è Peroni, lavorano sempre tantissimo, non è un caso che non prendono gol e che hanno questo ritmo. E poi insomma Luccheo comunque 6 gol e tante buone prestazioni. Cioè, ci sono diversi punti di forza per spiegare, Simone, questo comando dell'eccellenza, no? Quale scegli tra tutti? I punti sono quelli lì, ma i numeri non mentono, perché 2 gol presi... Allora, distinto mi verrebbe da dirti Zannutti, perché sicuramente c'è la mano di un grande allenatore, però dai... se vogliamo proprio, se devo dirti unire i numeri ai punti, ti dico c'è Selon, Pratolino, Moratti dietro, perché sei preso solo insieme a Sorcan che l'hai messo nella prima riga, insomma. Fanno tanta fase di loro sono bravissimi a stare dietro e poi andare... E poi giocano con 2 esterni, uno è a Campora che cioè faceva la punta, quindi devi anche abituare un quinto a difendere anche, non è facile, o no? Okay. E lì entra lo staff. Perché lì entra lo staff, no? Sì. Perché li fai
Li fai lavorare, li fai capire che quel modulo lì è il modulo sacrificio. Sì. Insomma, sta facendo benissimo l'UFM. A proposito di stelle, la stella la potrebbe prendere ogni settimana a Medica Bene. 10 gol già, sono tanti. Sì. Sì. Un bel bottino. Sono molto presa contento. La stella a 10, gli scudetti ti danno la stella. Sono molto contento, sta andando tutto alla grande, come da previsioni, dai. Come da previsioni. Da stupirsi. Però io adesso faccio un gioco. Quindi avevi già previsto di fare 10 gol? No, diciamo di cercare di essere protagonista. Protagonista, con tutta la squadra, sì. Però... Nessuno nei campionati regionali dilettantistici è già in doppia cifra, nessuno, solo Cabine. Per me è impressionante. Ma c'è una squadra dietro importante, eh? Sono i miei compagni che fanno un gran lavoro per me. Io sono il finalizzatore. Però per me è impressionante che... Tu quanti anni hai? Vado per 42. Ragazzi, comunque già in doppia cifra, non è il fatto che sia forte, che lo sappiamo, però già in doppia cifra. Sentiamo intanto Berlasso su Medica Bene, cosa ha detto. Sentiamo, il mister. Medica Bene, forse non ci sono più parole, ma tu insomma lo conoscevi, l'hai voluto, grande ex di giornata, insomma ha toccato pochi palloni ma li trasforma in gol. È giusto parlare di Medi, ma quello che vorrei sottolineare, oltre a Medi che è ovvio che insomma hai visto, soprattutto il secondo gol è punto, cioè non c'è neanche da metterci una virgola, però quello che vorrei sottolineare è lo spirito che da Medi ma anche i nuovi e i vecchi stanno mettendo in qualcosa che siamo partiti a fine estate noi, perché fra una situazione problematica e un mercato un po' aperto, e avere una squadra che comunque, ripeto, con i valori, è ovvio che Medi ha un valore diverso rispetto magari a altri giocatori, ma tutti mettono l'anima, credono e trasmettono questa fiducia nel lavoro che stiamo facendo, per me è una soddisfazione incredibile. Dopo, ovvio, avere Medi è un valore aggiunto, non invento di certo io, ho avuto la fortuna di allenarlo l'anno scorso, ho avuto la fortuna di allenarlo quest'anno, però ripeto, è ovvio che Medi è il giocatore più importante in questo momento, ma dietro ci sono tanti giocatori, dal Forno a Nardella, a Battistin, adesso sarebbe da nominarli tutti, perché durante la settimana veramente ci mettono passione, e quando una squadra ci mette passione, per me può essere anche premiata. È giusto? Gerli? Ma intanto faccio i complimenti sempre a Lorenzo che sta facendo bene. Io ero a vedere la partita contro la Manzanese di Medi e ti dirò una partita non bellissima, però se vado dietro le sue parole non sono tanto d'accordo, perché le occasioni da gol non sono state tante da entrambe le parti. Il Bomber ha avuto 3 palle, ha fatto 2 gol e quindi tutto da dire. Cioè adesso dobbiamo metterlo in difficoltà, perché qua è giusto, è normale che una squadra tutti bravi, però in quel momento stesso che se lui non calciava la partita contro il Manzanese non sarebbe andata bene. Simone? È chiaro che l'allenatore deve dire tutti, però ragazzi, cioè, se hai un giocatore in squadra che fa 10 gol in 6 partite davanti, dai, è un pelino più facile. Adesso anche Medi ci dice sì, i miei compagni mi mettono nella situazione, cioè ha preso un cross, una rimessa laterale e ha fatto 2 gol, quindi insomma dai, ci sono le qualità di Medi, c'è poco da fare. Dicevo che impressiona un giocatore che decide così. Me ne dite altri che ricordate nel recente, negli ultimi 10 anni? Cioè, adesso, con tutto il rispetto, per me lui, sono d'accordo, questa partita la prende, la decide perché è in grado in questa categoria di deciderla da solo. Io sono convinto di questo. Beh, per me Grego Rutti negli anni è stato uno come Medi che quando decideva di vincere la partita... Gli ultimi 3 anni è Ciriello. Ciriello. Anche Ciriello. Lui è quello che ha spostato da solo. Se stiamo in prima categoria, io penso a Bolgan, quella zanese, che ha fatto, mi pare, 38 gol. Sì, è vero. Sì, diciamo che in queste categorie può succedere, no? Ciriello lo ha fatto... Gli ultimi 3 anni ha vinto il campionato. Però non da solo. Beh, insomma, ha fatto 35 gol quando ha vinto il campionato, 35 gol. Per me solo quest'anno va 30. Da neopromossa vai. No, dove? Quante sono? 30, 26, no? Però, 26. Perché così poco? Sono 14 squadre. 14 squadre, allora, non 16. 26 partite.
fa 35 gol, neopromossa, diventa capocannoniere della Serie D con 20 gol. Sì, però... Scusa, però lui ha fatto questa domanda per un motivo, secondo me. No, vediamo maggio. Per vedere un attimino fino a quanto arriva, no? Perché su dice, se loro no, perché lui l'ha detto, adesso io la prendo come sfida, no? I 35 gol. Qual è il tuo massimo? Un attaccante, no, sto scherzando. L'eccellenza. Sì, no, ma io mi ricordo l'anno dell'eccellenza, Ciriello ne fece 31, 3 anni fa. Tu 20, no? No, 25, 26, Zorzetto 29, 28. Sì, una cosa del genere. Però... però io, cioè, Ciriello lo volevo dire, però Ciriello giocava in squadre forti che lui non si discute. Ma io ho detto Gregorutti perché secondo me gli ultimi anni, gli anni di Tolmezzo, non gli ultimi, quelli un po' prima, cioè lui veramente era uno che se decideva di vincere la partita la vinceva da solo. Sì. È vero o no? È più forte il Sant'Andrea come rosa rispetto alla Maranese? È una rosa importante, più forte, forse più completa, dai. Forse più completa. E l'Azzurra, visto che giocano domenica? L'Azzurra è una squadra quadrata, una squadra che si vede che l'altro anno era in promozione, perché comunque ha dei profili all'interno della squadra importanti, e naturalmente anche loro hanno un terminale finale importante come Selva, che bravo, che è sicuramente anche lui abbastanza determina. L'Azzurra l'altro anno è andata vicina poi a salvarsi alla fine. È andata giù come ultima, no? Sì, l'ultima dello slot. La prima delle retrocesse. La prima delle retrocesse. Allora, la prima retrocessa era la San Giorgino, era più sulla San Giorgino dell'Azzurra. Ah sì? Ti ha detto Berlasso che è difficile il girone C di andare cauti. Secondo me ha completamente ragione. È difficile questo girone, visto che l'hai scoperto adesso? No, per te no, effettivamente. Sicuramente non c'è l'ammazzacampionato, secondo me. Ci sono 4-5 squadre che possono ambire al primo posto, quindi ci vuole continuità, è inutile... Non possiamo essere d'accordo, però. L'ammazzacampionato, 2 squadre che sono a punteggio pieno sono ammazzacampionato. Però 2... Cioè, Girone B che sono... E loro sono dietro, il Ronchi è una buona squadra. Ma invece ci sono squadre ammazzacampionato. La Manzanese comunque è una buona squadra. La Manzanese è una buona squadra, no? È difficile. No, è un bel campionato. Bello... Cioè non puoi andare da Berlasso e dire devi vincere tu. Non è come il Teore. L'anno scorso a Teore era un po' diverso. Lì sapevamo che avevamo una certa forza. Sì. Quest'anno un po' più... I primi 5 posti sono le 4 retrocesse, no? Fatte. La promozione. Sì. Va bene, facciamo un viaggio nelle categorie. Prima C, prima B, San Giorgina Bertiolo 0-0. San Giorgina che sta facendo bene, ma anche Bertiolo dell'ex Senigallia è una sorpresa. Quello è un girone effettivamente dove non c'è l'ammazzacampionato, insomma, dove le prime hanno 12 punti e c'è tutte raggruppate. Quindi quello è veramente... Uno potrebbe dire che come livello il C è più alto del B? Allora, non lo so, potrebbe essere, non lo escludo. Sicuramente si tende a dire che quando c'è più raggruppamento verso il basso, il livello è più verso il basso, no? Si tende a dire questo, però effettivamente i numeri dicono questo, che le prime 2 hanno 12 punti, insomma, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi. Sì, c'è grande equilibrio. Sì, qua sono 6 vittorie, è il doppio. Sì. Comunque la San Giorgina che sta giocando bene, però col Bertiolo è un Bertiolo sorprendente, È un Bertiolo sorprendente. Però anche lì il Bertiolo non è riuscito a approfittare che la San Giorgina ha chiuso in 9. Però è proprio sul finale. La seconda era e ha perso Zive, che è un giocatore importante. Comunque, equilibrio nel girone B. C'è stato questo big match che è finito 0-0. Una battuta sulla tua squadra te la devo chiedere, Pasiano, perché alla fine sappiamo cosa è successo, però Caramelli, Benedetti, li avrai conosciuti quando eri lì. Sì, Benedetti sì, poi c'è l'amico Michael Caldarelli. Scusa. Sono molto contento per loro e spero che continuino con questo cammino, ma diciamo che non avevo dubbi sul loro andamento, ecco. Poi vi parlo, a proposito di goleador, nessuno è a 10, a doppia cifra, ma vi segnalo, guardate, l'Aquileia Trevisan, 7 gol, ex Fiumicello,
abbiamo postato su Facebook le immagini che ci ha proposto Aquileia, però insomma ci sono diversi bomber in tutte le categorie, però anche andando sotto c'è qualcuno che ha una bella continuità. Uno di questi è Trevisan. Mi sto facendo un viaggio un po' per raccontarvi anche le altre categorie, non solo le categorie apicali, e dopo aver visto questi 2 gol contro la Ramusellese chiudo in terza e vi parlo della Gradese che ha battuto il Pozzuolo. Servizio. La Gradese corre e stacca il Pozzuolo, vince 1-0, ci vuole subito un attento Cattivello su Riccardi e ancora bravo il portiere in uscita su Somma. Il gol, calcio di punizione, deviazione di testa sul palo, la ritrova Michael Pinatti, è lui a decidere la sfida contro il Pozzuolo, è un gol da leccarsi i baffi. Il baffo alla Pinatti, possiamo definirlo così questo baffo? Tutto qua per voi il baffo, comunque è un campionato che a me ispira tantissimo, sono ispirato, continuiamo così. Ti piace questa terza categoria, voglio dire? Sono a grado, sono a casa, quindi se seconda, terza, prima per me è uguale, basta che mi diverto e faccio gol. Gradese Doc Pinatti che ci prova ancora, viene fermato dalla traversa, la Gradese potrebbe chiuderla facilmente, ma non è giornata per il numero 18 Filippo Fabris che sbaglia 2 gol facili. Meglio scherzarci su. Capita di sbagliare anche ai migliori? Sì, anche i migliori, anche quelli un po' scarsi come me. E comunque, seriamente, non so cosa è successo, è balzata un po' male, ero forse troppo sicuro di fare gol. Il Pozzuolo di Fiorenzo ha perso con la Gradese seconda e la Santa Maria capolista. Un discorso mentale, no? È una squadra molto giovane, perciò diciamo hanno ancora bisogno di crescere sotto quell'aspetto là. E quando trovano squadre un attimino un po' più fisiche e tutto quanto, diciamo, subiamo un attimino un po' di più questa situazione. E il nostro obiettivo è arrivare perlomeno ai playoff, poi vediamo a gennaio come siamo. Vola quindi la squadra di Mister Nunez, 0 sconfitte e 13 punti. L'inizio del campionato, come dici tu, a livello risultati è stato molto positivo, a livello di gioco ancora dobbiamo migliorare un po' e dobbiamo cominciare a trovare un po' il sistema di gioco adatto e soprattutto dobbiamo essere un po' più cattivi, no? Perché anche la partita di oggi doveva, a mio avviso, doveva finire magari un risultato un po' più largo, invece abbiamo rischiato fino alla fine e non va bene, ecco. Dobbiamo capire anche che c'è tanto da lavorare ancora, perché veniamo da anni un po' difficili e non è che si fa tutto da un giorno all'altro, perciò è vero che siamo bravi, è vero che abbiamo fatto bene fino adesso, è vero che affronteremo delle squadre che sono forti, però è vero che noi dobbiamo pensare più che altro a noi e dobbiamo lavorare sempre a 1000, perché l'unica maniera che potremo andare avanti fino alla fine è poter lottare per qualcosa di importante. Un bel viaggio fino alla terza categoria, adesso dobbiamo nominare un po' i protagonisti del weekend, partono le nomination. A proposito di giocatori che facevano riferenza, Trevisan mi ha scritto, tu al primo avevi Zubin che ti aveva fatto 12 gol in 7 partite, mi ha detto, può essere? Sì, può essere, sì. Zubo. Sì. Vabbè, insomma. Sì, altre categorie. Sì, aveva chiuso, sì. Forse chiuso con voi, no? Sì, perché per motivi familiari poi è ritornato in Croazia. Esatto. Allora, nomination. Intanto diciamo che c'è un altro cabine anche. Guarda, vediamo, dimmi se lo conosci, dimmi qualcosa di questo giocatore. È lui. Chi è? È il mio bambino. Sì, è mio figlio, dai, si sta divertendo, si sta facendo le ossa con il mister Johan e con i suoi amici. Tu cosa gli dici? No, niente? Guarda, credimi, poco e niente, gli dico solo di impegnarsi durante la settimana, giochi o non giochi e di prendere tante botte. Quando riesci lo vai a vedere? E se parla un grande in spogliatoio non deve rispondere. Okay. Queste sono le regole fondamentali. Bravo. Qui più che botte doveva prendere il giallo, sì. Però il cabina però un paio sia un po' di agonismo sia che giocate. No, deve fare il suo percorso, è stato 2 anni fermo, ha avuto un po' di problemini così, però l'importante è che si faccia lì è col cuginetto, il numero 14 Mimì. Che ha fatto gol. Sì. Beh, insomma, abbiamo anche un altro cabina. Farà il suo percorso, dai.
A proposito di Sevegliano, ho scelto in questa partita il miglior giocatore. Partiamo con le nomination. Opinionisti, confermate o cambiate? Allora, Fiorenzo è un giocatore che dovrebbe giocare in eccellenza per me, non in promozione, quindi non mi stupisce di quello che ha fatto, è un talento, vinse il campionato, il torneo delle regioni con Bortolucci, uno degli attaccanti, però io sta settimana ti faccio un altro nome, per un doppio motivo, ti faccio il nome di Massimo Bussi. Guarda che ce l'avevo pronta. Del Teor, perché insomma fa doppietta, profeta in patria sul campo del Trieste Victory e il giorno dopo, lunedì, diventa papà del secondo figlio. Quindi insomma mi sembra che il giocatore di giornata, nonostante sia stato bravo l'amico Davide Fiorenzo, io ti dico Massimo Bussi. Gli auguri a Bussi, no? Assolutamente l'amico Massimo. Però dobbiamo... Oltre la giusto, bello. Una motivazione calcistica anche. Sì. Gli faccio gli auguri, ma tengo Fiorenzo. Gelli? Io vado anch'io su Fiore perché mi piace, perché è un pazzoide, lui fa il bello e il cattivo tempo quando si mette a giocare e quando non vuole giocare. Però ti do ancora una nomination, tu sai che io nomino sempre chi fa triplette. Che è ecco, ti porto un giocatore di Blessanese Castells che ha fatto 4 gol, che è spagnolo, Davide. No, lo passo. Ha fatto 4 gol. 4 gol. Tu sei certo. 2-6 Blessanese Castells delle Mura. 4 gol di Spagnol, che era Aquileia, un attaccante che ha fatto sempre. Quello che era terzo anche. Quello che era terzo. No, vabbè, 4 gol. Lo passo, non mi interessa della categoria della partita. Io sai che io chi fa 3 gol. Mi spiace per Fiorenzo. Adesso l'ho sentito un Fiore il padre. Sì, mi spiace per Fiorenzo. Dai, no, passiamo. Fiore il padre gioca con te. Io Fiore perché non posso. Non so, io Fiorenzo perché mi piace come ha giocato, il Sevegliano doveva vincere. Voglio trovare la telefonata del papà subito. Allora... No, però scusate, no, le sento anch'io. Noi dobbiamo raccontare anche questo. 4 gol è giusto, 4 gol io non lo sapevo. Dai, passiamolo. 4 gol. Spagnol Davide via, è lui, miglior giocatore. Del Castells. Del Castells. No, sì, del Castells delle Mura. C'è Castells Gradese domenica, scontro al vertice. Vediamo il miglior allenatore. Paoluzzi che fa l'esultanza da NBA, Sì o no, Gregoratti? Io non sei convinto? Non sono convinto. Però, quinta vittoria, è vero che allora c'è un problema, forse con Maniago Vajont dici tu. Assolutamente sì, ma per me... Per il tipo di partita che sulla carta la devi vincere, con tutto il rispetto per il Maniago Vajont. Io ho guardato effettivamente non solo la singola partita ma anche al percorso. Io vado sul banale, ma secondo me 2FM, andare a vincere anche a Crash. In effetti è un testo per far capire che la FM ci sarà fino alla fine. È vero. Probabilmente continua così, ma ci sarà fino alla fine. Io invece dico no anch'io, comunque è bravo, l'Azzurra è una buonissima squadra, vado invece sulla squadra antagonista della Maranese che è Longo, Gianni, il mister dell'Azzurra di Gorizia, perché è partito sempre dal basso, ha fatto terzo, ha fatto Isontina, è sempre una persona giovanile anche fatto. Sì, una persona umile, bravo e comunque devono giocare anche. Arriva lo scontro diretto. Arriva lo scontro diretto, vado su Longo. Vado con Jimbo. Vado anch'io. Con quel nome lì. Che serata, le becche tutte. Mi è andata bene. Vediamo se mi fai l'unplay. È Simone che fa così. Infatti. Longo dell'Azzurra in prima categoria, miglior allenatore, miglior squadra. Comunque dell'Azzurra l'hai preso. Azzurra l'ho preso, è vero. Miglior squadra.
Dai, aspetta solo. Ti voglio bene, però, signori. Prova di maturità, però. Sì, prova di maturità, ma gli altri hanno 10 e lode. Una squadra che vince in casa di una che aveva vinto 4 volte, era reduce a 4 vittorie, ha preso 2 gol in tutto il campionato, vince, sbaglia anche un rigore, dà l'ennesima prova di forza. Io sull'allenatore sono d'accordo, ma Zanutti, anche perché l'abbiamo già nominato, mi pare, o a settembre-ottobre, ma l'UFM dopo 10 partite non può, per me, non andare in nomination. Vedo che tutti state dicendo sfonda una porta aperta, quindi per me assolutamente, come ha detto Zanutti, l'UFM ci sta, va bene, Gimbo, no, ci sta. Io invece vado sul centrosedia perché abbiamo fatto una grande prova difensiva, abbiamo fatto punzecchiato su un campo difficile a Cervignano contro una grande squadra. No, ma quindi infatti era il risultato secondo me che serviva. Però effettivamente è una bella vittoria. Speriamo di continuare. Cioè, ragazzi, la vittoria a Cras dell'UFM è un marchio. Cabine e Marconi, cosa faccio? UFM è una squadra quasi perfetta. Tutti d'accordo. Beh, UFM, miglior squadra, e adesso vi faccio vedere la miglior parata. Pneus Friuli, Stacchetto. Eccole qua, De Zordo, che è un portiere straordinario, mi piace tantissimo di quelle parate. Qua vola e la mette in angolo. Biasin sta facendo un gran campionato, su Cappellari, che si beccava anche questo al Fanta a tutto campo, Fornasiere, ciao. Qua può andare sul 2-0 il campo della Ponziana. Io la metto, magari non è la più bella, ma è la più importante, vi dico questo. Grandissimo intervento di Nardoni, tutto il resto bello. Ospiti, cabine, cosa sceglie? Ma secondo me la terza parata. Nardoni, quella importante del Fagagna? Sì. Nardoni si prende 2 voti, non me l'aspettavo, pensavo altri. Nardoni già 2, attenzione. Paolini? Anche io vado su Nardoni. 3. Finita. Io uguale su Nardo. Ciao, ok. Giuro anch'io Nardoni. No, guarda, non pensavo. Perché resta in piedi, è bravo. Io l'avevo scelta soprattutto Biasin anche una gran parata. Ma... Bellissima. Biasin più bella quella Cividale, secondo me. Quella mitica. Miglior gol, Stacchetto. Dreconia, giornataccia dell'Oltre, però chiude con il 3-1 che è bellissimo. Guardate dove la mette. Qua Rufo a me piace perché dai, insomma, che manda al bar il difensore. Manda in giro il difensore. È sempre bella. È sempre bella, no? La sterzata è... bello. E poi però effettivamente, ragazzi, qua è successo questo, Tolmezzo, campo pesante, lancio, la va a prendere e poi fa l'1-1 così. Cucchiaro, giocatore tra l'altro insomma, interessante che al Tolmezzo, lo nominiamo poco. Quello di Medi non ti piaceva? Molto bello. Medi poteva entrare almeno nel miglior gol, almeno nel miglior giocatore. Aspetta, è entrato in trasmissione. Aspetta, so che Medi è un jolly, posso giocarmelo quando vuoi. Oggi avevo Medi lo puoi nominare il miglior giocatore ogni domenica. Quando non so cosa fare, Medi. Cosa scegli? Quello di Ruffo. Perché io sono un amante delle sterzate, anche se quest'ultimo è bello, però secondo me lo stop a dribblare non era volutissimo, secondo me. È stato un bellissimo stop, poi la conclusione, però quella di Ruffo è stata proprio una giocata cercata. Ti piace di più? Perché? Marconi? Cucchiaro. Assolutamente. Cucchiaro 2. Uguale Cucchiaro. Cucchiaro 3. Dreconia.
Giusto dare contentino. No, non è un contentino, a me è piaciuto. Povero. No, perché nessuno lo aveva ancora nominato. Mancino la mette là all'incrocio. È bello, bello. Però insomma, tutti ce lo aspettavamo. No, questo è bello, manda al bar il 5 lì che non so chi tutti sia. Ce l'aspettavamo, Bortolussi mi pare. Tutti ce l'aspettavamo e alla fine vince Cucchiaro. E io stasera resto a Tolmezzo, perché a proposito di giocatori che potevano fare la differenza da soli, non so se vi ricordate di Fabrizio Baccio Damiani, no? Vi devo lanciare questa intervista, vi dico che c'è nel mezzo un racconto di Nicola Granzotti, lo ringrazio, è bellissimo questo passaggio perché quando ho iniziato a fare questo lavoro ho sempre avuto l'idea, un'ambizione di poter raccontare il calcio dilettanti, il calcio nostro, raccontare storie. Ecco, Nicola mi ha aiutato a fare questo. Quando realizzo queste cose devo dire che per me è una grande soddisfazione. Quindi è un'intervista che mi è piaciuta tantissimo, ringrazio anche Baccio Damiani, ma mi è piaciuto tantissimo anche affrontare tutti questi argomenti perché è stata una puntata ricchissima con un Medi cabina intramontabile. Grazie Medi, ci vediamo sabato. Grazie a te Massimo. Maranese Azzurra. Grazie Ezio Marconi. Grazie dell'invito. E buon derby Sant'Andrea San Giovanni, Nicola Paolini, Jimbo Gerli, Simone Fornasiere. Godetevi questo finale di trasmissione. Grazie a Pietro Piccini e Francesco Zilli in regia. Storie di dilettanti, il talento della Carnia, Fabrizio Baccio Damiani. Nato a Udine il 15 maggio 1969, inizia a giocare in Carnia perché lui è di Lauco, col Villa Santina, e poi piano piano tutti cominciamo a scoprire in Carnia prima e nel regionale dopo un certo Fabrizio Baccio Damiani. Ciao Baccio. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Perché Baccio? Ma in realtà un soprannome da quando ero giovane, così avevo un discreto successo con le ragazzine, allora okay. Baccio, dai. Ok, perfetto, bene. Diciamola così. Allora, dobbiamo raccontare la tua storia, no? Tra l'altro curioso, partiamo da quella prima foto col Villa Santina, tu e Cleto Polonia. Esatto, sono i primi anni, io con Cleto avevo un rapporto molto intenso e abbiamo fatto i primi anni insieme, poi vabbè, lui ha preso la sua strada, è andato mi pare a Trieste e poi è andato quella bella carriera che ha fatto. Quella carriera che potevano, tutti dicono, fare Baccio Damiani. Sì, però sono state scelte, lui, ripeto, ha avuto la fortuna di avere un papà e di essere stato portato, io purtroppo, a me è morto il padre molto giovane, a 11 anni. È stata una cosa che ha cambiato ovviamente. Sì, ha cambiato tutta la mia vita e le mie scelte poi sono state in funzione anche di questa cosa qua, assolutamente. Perché quando eri giovane così ti avevano messo gli occhi addosso, raccontami un po'. Io avevo avuto la grande occasione, sono stato con l'Udinese, ho fatto un anno, poi mi è morto il padre, sono ritornato su e poi l'occasione più importante è stata col Vicenza, no? Col contratto di 2 anni che mi avevano posto. Tu ce l'avevi? Sì, avevo un contratto biennale, il Vicenza all'epoca era in Serie B, quindi io da contratto facevo un anno in Serie B, un anno in Serie A, da contratto, avevo 20 anni. Avevi 20 anni, però decidi di non... Ho preso un fine settimana, mi ricordo come adesso, eravamo lì al Manzoni, io ero a Lauco, no, all'epoca, eravamo io e altri 8-9 dirigenti dell'Auco, ho preso il fine settimana per pensarci con mia madre e alla fine purtroppo per una scelta di famiglia ho detto di no, vabbè, è andata così. Ripensandoci è un rimpianto o no? È un rimpianto Massimo, però la situazione era quella lì, andando via dovevo lasciare la mamma sola, quindi non è che avessi moltissime scelte, capisci? Quindi... Certo. Baccio Damiani, insomma già siamo partiti da una cosa fondamentale del tuo percorso di vita e poi anche sportivo naturalmente, però devo farmi aiutare a raccontare Baccio Damiani, perché è successo per chi l'ha visto nel Carnico e poi per chi l'ha visto nel calcio regionale, ovvero a un certo punto vedi questo giocatore e dici qui c'è qualcosa di molto importante e allora il mio amico Nicola Granzotti ha voluto raccontare con la Neste Leng, quindi per Furlan, la prima volta che ti ha visto, eri ad Imponzo, spareggio
Paluzza Lauco, mi ricordo, 4-2. Andiamo da Nicola Granzotti. Settembre del 99, dal secolo passato, all'era un'altra carne e io avevo un'altra età. Ieri un adolescente presuntuoso, chiamato di passione, per musica, i libri, ma soprattutto per il ballone. In quel carne, io credevo di essere un predestinato, un po' di goi e di complimenti a mi avevo ingasato. Il traguardo di essere il mio non mi sembrava lontano, ma in che di la via Iodi a giù bacio da mia. Insieme a un po' di amici, i si sindati appuntamento, erano curiosi di la Iodi che è giocatore di talento. La radio, la int, gli articoli sul giornale, tutti chiacchieravano di che giocatore fuori dal normale. Allora è arrivato il momento di odilo in azione. L'AUC, Quintre Paluce, a spareggiavano per promozione. I riving ad Impons, al Maracanã, intassate di qua e di là. Spaltos, stracolms, pubblic di ogni bande, code di macchine, finti in trame. I c'erano un puesto, da folle gremide, al civile l'arbitro, tacche la partita. La prima mezz'ora, ne rivoluzione. Tutti lottavano su ogni ballone, agonismo, proteste, entrate criminali. A metà campo, nome fai. Con tutte queste confusioni, bacio a nos in pace. Alle platate in tunti Anton. A Sameave, che non interessasse di far parte di quel casino. Allora, come cal spietas, che si calmasse un po' la int. A un certo punto, di queste guerriglie, a salte fuori un parapiglie. Il biatarbitro, per cercare di calmare la situazione, al civile ne punizione, a un 30 metri, circa, lontans da parte dai palucians. All'arriva bacio e al la bale. E per prime volte alla tocchie, alla chiale, alla sistema, con la massima cura e a si prepare, senza premure. Metti in la barriera, l'arbitro al civile, lui al partis e al tire. Oh, quando calabbe calla bale, si è sentito un bot fuori dal normale, un colpo sec, rotondo, una musica spettacolare, come se in quel momento lì fosse esploduto un fuoco artificiale. Quel ballone, alla saetà, dret per dret, verso la porta senza nessun effetto, alla sbattuta attraverso per sotto e l'entrata a rete, che il portiere non si è neanche mosso. Un gol allucinante, tal tripudio generale. Ma però l'arbitro al segnalava che Alc non era per la quale. Dut si ferma, dut tas per un secondo e lui all'indica rimesse dal fondo. Che dall'AUC si infervoriscono, a non si spieghi, non capiscono, a protesti disperati, a non credere ai loro voi. Ma però l'arbitro non si sclaude, la punizione era a lui. In tutte queste agitazioni, bacio, calmo, a non fa nessuna confusione. A lui è bastato che l'arbitro avesse dato la spiegazione. In tal sottiaf, a non contava che avessero annullato quel capolavoro. La scintilla era scattata
aveva impiato l'interruttore. Un mo' attaccava un'altra roba, si entrava in un'altra dimensione. La partita, da quel secondo, diventava bacio contro il resto del mondo. Da quel momento lì, a ogni balla che tocchiava, succedeva sempre altro. Dribblings a ripetizione, fai di ammonizione, occasioni importanti sui suoi assist illuminanti. Gli spettatori si meravigliavano e attialavano restanti muti. Assameava di essi aiodi un grande calciava contro i frutti. Che partita? Lui l'ha vinta 4-1. Senza segnare anche un gol. Arrivava fin in porta e dopo gli passava a un besolo. Qui che è stato Bacio Damiano. Sicuramente tutti lo sanno. Un giocatore fenomenale sia tal Carnic che tal Invernale. Ma per noi giovani di quegli anni, è stato di mo più grande. Io di Bacio, a giocare di ballone, era il termine di paragone. Con la sua classe, il suo talento, il suo dribbling dirompente e i suoi gol, le sue giocate, le sue memorabili cavalcate. È stato l'esempio, forse il migliore, di ciò che vuol dire essere giocatore. E ha fatto capire a chi come me e a tutta la mia generazione la differenza che passava tra gli essi forti e gli essi un campione. Cosa ha significato per te essere riconosciuto sicuramente come il giocatore più importante che abbiamo avuto nell'Alto Friuli, ma poi anche uno dei giocatori più importanti regionali? Tu ci pensi a questo? È una cosa che ti ha gratificato? Sì, ma sicuramente sì, è stata una cosa che poi, sai, su di me, sul mio percorso, ci sono sempre stati molti dubbi, no? Quando mi ricordo quando giocavo all'Auco in terza, no, se va a giocare in seconda no, fisicamente non ce la fa, vai a giocare in seconda, fai 30 gol in seconda, li fai stare zitti. No, ma se vai in prima, forse vai in prima, fai 30 gol in prima, li fai stare zitti. Ma se vai nell'invernale, è troppo freddo l'inverno, vai nell'invernale, ho fatto quello che ho fatto, quindi, ma nel calcio ci stanno queste cose qua. No, è stata una soddisfazione enorme, ma il riconoscimento da parte di tutti, insomma, di tutti gli addetti ai lavori, poi come parlavamo anche prima, in questi 10 anni che ho fatto dal 2000 al 2010, a Tolmezzo io ho conosciuto tantissima gente, tantissimi giocatori fortissimi che mi hanno impressionato e con i quali io ho avuto un rapporto importante. Adesso chiaramente si sono un po' persi, però sono cose che non dimentico. C'è una foto di una top 11? No? Sì, quella lì è una top 11 del 2001, con giocatori impressionanti, no? Alessandro Giorgi, Gentilin, Nicola Trangoni, Paolo Toffolo, Dell'Antonia, Della Mora, cioè, tutti giocatori che attualmente io, insomma, seguo la prima squadra lì a Tolmezzo, perché però attualmente non è che veda tantissima roba in giro, no? Specialmente in quegli anni, tu lo sai che lo segui, cioè erano giocatori fortissimi veramente. No, lo sto raccontando da un anno, stiamo tornando indietro, ma non per fare i nostalgici, però c'è sempre quella sensazione che ce ne fossero di più. Non è che non ce ne sono adesso, ma ce ne sono di più. Assolutamente. Io mi ricordo che io ho debuttato nell'eccellenza a Tolmezzo contro il San Luigi di Alessandro Giorgi, il più forte che abbia visto in quelle categorie lì, e Giuliano Cermeli, altro centravanti. Ce l'abbiamo raccontato. Esatto, cioè una cosa pazzesca. Ma ogni squadra aveva 1/2/3 giocatori importanti, capisci? E tu eri questo per il Tolmezzo? Sì, poi vabbè, ho avuto la fortuna di avere compagni, di nascere, insomma, di nascere lì a Tolmezzo con la figura importante di Stefano Branzan, di Sergio Urban, e poi man mano sono arrivati Massimo Rella, Fabio Rella, Massimo Picco,
e tutto il resto, insomma. Che bel torneggio, insomma, c'era anche quell'orgoglio carnico. C'è proprio anche una foto, no? Esatto, tutti carnici, quella squadra lì eravamo tutti carnici e siamo arrivati, abbiamo fatto sempre bene, comunque 10 anni in eccellenza, non siamo mai andati giù, sempre soffrendo perché era una caratteristica principale di questa squadra, però insomma ci può stare, ecco. E poi palla a un certo punto che arrivava dalle tue parti. Ma sì, sai, io ero, adesso sono mister, quindi se mi devo collocare in campo molto dura, perché era un giocatore molto atipico, no? Non ero una prima punta, non ero un tre quarti, era una cosa tipica, partivo ogni tanto la mia comfort zone a sinistra, partivo là e poi rientravo e andavo dentro. Vabbè, quello che mi ha fatto crescere tanto dal punto di vista tattico sicuramente è stato il compianto mister Paolo Dodorico, dal punto di vista tattico è stato forse il migliore che abbia avuto. Sì, perché tu avevi questa caratteristica, c'erano momenti in cui si diceva dov'è Banci? Esatto. Però arriva. Sai, all'epoca il calcio non era come adesso, quindi questo tatticismo esasperato, questa intensità importante, non so se adesso col calcio di adesso, il mio tipo di gioco di allora, sicuramente avevo quei 10 metri quindi bastavano 2 o 3 palle giuste, però quando arrivavano e quando non arrivavano rompevano le balle giustamente. Giochi in 10, non c'è, non si vede. Ti dicevano? Ti dava fastidio? Io un pochino, sì. Sì. Eri permaloso? Sì, permaloso, sì, beh, ma lo sai bene tu. E mi ricordo che avevo fatto un articolo. Sì, mi eri arrabbiato. Ma è normale, Massimo, dai, cioè anche i voti dopo, perché tutti i giocatori, ma non vedo mai i voti son bale, tu alla fine il lunedì vai, guardi il Messaggero, il Gazzettino per vedere i voti. Poi al tempo c'erano proprio il Gazzettino con tutti i voti. Sì, esatto. È vero. Allora, stiamo raccontando che giocatore eri, già una delle domande canoniche che faccio, che giocatore eri quindi? Ma un giocatore molto atipico, nasco come trequartista puro dietro le 2 punte e poi alla fine mi trasformo in attaccante centrale, pseudo attaccante centrale, che poi preferiva partire un po' dalla sinistra e rientrare, insomma, ecco, quindi... Che calcio era quello che hai vissuto tu? Ma allora il calcio dell'Auco, ti parlo di 30 anni fa, era un calcio bellissimo, quindi si parla di libero, stopper, il numero 2, il numero 3, quindi ancora un calcio... Purezza. Sì, esatto, purezza. Ritmi quelli che erano, però insomma era un calcio bellissimo, magari da un punto di vista individuale, con individualità anche nel campionato carico importanti. Adesso è sicuramente un calcio più tattico, più tecnico, più fisico, più intenso. Sì, faccio una premessa, poi Baccio Damiani diventa un giocatore importantissimo nel calcio regionale, però comunque attenzione che quel Carnico era un signor Carnico, mamma mia, signor campionato, Carnico, tu Glauco, poi vai con l'Illeggiana, era un Illeggiano dei record insieme a te, sì. E io me la ricordo bene perché avevo al tempo, seguivo ovviamente, oltre che giocarlo pochissimo, ma lo seguivo anche per mio fratello, mi ricordo era lui a Dovaro. Abbiamo fatto bellissimo Varese. Abbiamo fatto la sfida fino all'ultimo gol io e Vincenzo. E tu, quando però sono arrivate le partite lì... Vabbè, l'ho staccato fino all'ultima partita, però insomma è stata... Per capire che mi ricordo proprio, si capiva, e dicevano l'Illeggiana era forte, e poi l'avete vinta perché stavi benissimo in quegli anni lì, insomma eri il giocatore. Ho avuto un po' di anni bui 2 o 3 anni prima perché ho avuto dei problemi che ho adesso tuttora alla caviglia, che mi ha tormentato, poi però alla fine insomma grazie a Antonio Dalla Marta, guru. È stato il mio guru, io ho giocato fino a 40 anni al 99% per me. Adesso sono come sono, però insomma dai. Sei bene. No. Allora, secondo me ancora un golletto lo faresti, secondo me. Giocatori che hai apprezzato, qualcuno me l'hai detto, però... Ma guarda, lì bisogna fare due fasi, no? La fase del campionato carnico e la fase del campionato regionale. La fase del campionato carnico, tantissimi giocatori, da Vincenzo, tuo fratello, a Gildo De Toni, a Ferrari dell'Ardita, che forse non so se ti ricordi, attaccante fortissimi, a Onorato Ioba, a Roby Facchini, i miei compagni, quindi tantissima gente forte, veramente tanto forte.
Poi arrivo nel campionato regionale e lì ho conosciuto il mondo, cioè quei top 11 lì che hai visto prima. Sono solo alcuni, quindi quelli diciamo per ruolo, quelli che mi hanno impressionato di più sicuramente sono Sellan, il portiere che ho avuto a Tolmezzo, Max, nel mi pare 2003-2004, il difensore centrale sicuramente Sellan, anche lui si chiama Sellan. Sì. Storico, ma no, questo qua credimi, di 2 categorie sopra assolutamente, Trangoni in mezzo e sicuramente lì davanti Alex Giorgi è stato quello che mi ha impressionato di più da un punto di vista proprio del passo, un giocatore assolutamente straordinario. Mi racconti una partita indimenticabile? Ma ce ne sono tante, però quella che magari ho apprezzato di più, quella che mi è rimasta più in testa è stata quella appunto nel campionato Caneco, con lo spareggio 4-2, è stata una partita perché noi molto sentita, che mi ricordo che noi eravamo arrivati allo spareggio perché a Cercivento la domenica prima abbiamo perso o pareggiato 0-0 e io ho sbagliato il rigore. Quindi è stata una partita per me sentita tanto, con l'unico neo che mi hanno annullato sto gol di 35-40 metri, eccezionale, che penso che non ho mai fatto più, ma una cosa rara, insomma. No? Sì. Ecco. Mi racconti una persona indimenticabile, un compagno, un dirigente? Ma guarda, sicuramente ne faccio 2 nomi, ti ho detto prima Paolo Dodorico è stato l'allenatore che forse dal punto di vista tattico è stato il più bravo, però come persone Elia Lazzara sicuramente, Zearo, Enzo, insomma sono le persone che mi sono rimaste dentro, uno per una motivazione, l'altro per un'altra, però 2 persone che mi hanno fatto particolarmente crescere come giocatore e quindi resteranno sempre nel mio cuore. Hai già citato un po' di nomi che in questo ciclo di interviste in Carnia rivedremo. Elia Lazzara, altro grande nome Elia Lazzara nel calcio nostro. Una cosa sì, poi personaggio. Sì, molto simili con Enzo Zearo, solo che Enzo Zearo aveva questa personalità, sto carisma innato, questo o ce l'hai o non ce l'hai, Certo. Non c'è niente da fare. Hai un aneddoto o un ricordo ricorrente? Ma no, la cosa, credimi, che mi ha fatto più piacere è un Tolmezzo sevegliano, ti parlo con il capitano del Sevegliano, parlavamo prima, era un certo Paolo Sebastiani, che è finita 5-4 per noi, una partita rocambolesca, e lì l'arbitro alla fine della partita è venuto a farmi i complimenti. Quella è stata una soddisfazione veramente molto bella, veramente molto bella. Sì. Una cosa che non hai mai raccontato? C'è? No, ho raccontato sempre tutto, no, figurati. Bacio Damiani. Magari, ecco, l'unica cosa ai tempi di Pino Cortiula, quando partivo dopo, che Pino all'epoca mi faceva partire sempre dopo, magari una partita prima, una partita dopo, e io soffrivo un po' sta cosa qua, ma una cosa normalissima, però avevo già 38 anni e quindi quando adesso ritorno indietro da allenatore dico aveva ragione lui, però magari non mi riscaldavo, magari non andavo in panchina ma stavo negli spogliatoi, ma per una questione mia personale, perché non riuscivo proprio a stare in panchina per una questione di tensione. Questa magari non l'ho raccontata molto, una cosa che non va neanche bene, però era così. Esatto, era così. Bacio Damiani, cos'è stato per te il calcio dilettante tra Carnico e regionale? Tutto. Io sono adesso fisicamente, come ti dicevo prima, ho 2 protesi d'anca, probabilmente dovrò farmi anche un'altra protesi alla caviglia. È stato tutto tanto, mi ha dato tanto, mi ha fatto conoscere tanta gente, ho avuto tante critiche, ho avuto tantissimi elogi e credimi, ritornerei a far tutto, anche se fisicamente sono disintegrato, però ritornerei a far tutto. Bello. Tra l'altro la curiosità, tu chiudi Ariana. Ma sì, è stata una cosa di 2 mesi, poi mi è venuta un'ernia cervicale, ho dovuto smettere per l'amicizia che avevo con Luca Lozza, mi ha detto prova a fare l'ultimo anno qui. Non volevo, poi alla fine ho detto ma vengo, poi alla fine mi sono fatto male. Ed è finita lì. Ed è finita. La parte da calciatore, poi inizia la storia da allenatore, perché tu hai allenato i giovani del Tolmezzo, sei tornato adesso con i giovani del Tolmezzo, nel mezzo l'eccellenza anche da allenatore. A Udine 3 anni. Hai fatto Udine, insomma, ecco il percorso da allenatore, Bacio, cosa mi dici? Sono anche lì 14 anni ormai che alleno, togli magari 2 anni per le 2 protesi d'anca.
Gli anni che veramente ho fatto lì a Tolmezzo, sono nato lì, ho fatto la juniores, poi sono andato in prima squadra, ho fatto due anni di eccellenza molto buoni e poi sono andato a Udine che è stata l'esperienza forse più importante dal punto di vista della crescita. Sono stato tre anni, mi pare 3 anni, ho allenato Pafundi ed è stata quell'esperienza che mi ha fatto dal punto di vista tecnico e della conoscenza arricchirmi assolutamente di più. C'è un giocatore che hai visto dopo di te, da allenatore, che... Pafundi. Era un fenomeno. Okay. Una cosa, io non ho mai visto una cosa del genere. Io con me era alto 1,25 m, era piccolo, non è che sia alto neanche adesso, però da un punto di vista, fai conto di vedere un Messi piccolino, uguale, cioè ha fatto quelle cose, abbiamo vinto un anno, abbiamo vinto l'internazionale, il Gallini di Pordenone, e ha fatto quelle cose allucinanti. Questo è stato il più forte che io abbia mai visto. E invece a Tolmezzo tu hai allenato poi quello che è diventato l'altro simbolo dopo di te, no? Perché dopo di te c'è Grego. È stato Grego. Numero 1, Grego. Numero 1, giocatore di categorie superiori, lui poteva fare molto di più. Io ho avuto la fortuna, non ci ho mai giocato insieme, forse ci ho giocato contro, lui era ancora ragazzino mi pare, abbiamo fatto una partita in Coppa mi sembra. Ho avuto la fortuna di allenarlo 2 anni, mi ha fatto un anno 16, un anno 15 gol, in eccellenza, l'unico vero fuoriclasse che io abbia mai visto, l'unico vero fuoriclasse. E magari insieme secondo te ci non lo so, ma io con me, cioè io parlo con me, è difficile giocare con me, cioè, capisci Massimo? E adesso come va l'avventura? Sei primo? Sì, sono primo, stiamo facendo bene, una categoria importante quest'anno perché è l'unica, il girone è unico. Ma il futuro, Bacio? No, il futuro resto lì, a me piace fare queste categorie qua, anche perché... Non vuoi tornare in prima squadra? No. O in una prima squadra? No. Per adesso no, anche perché, come ti dicevo, ho l'impegno anche la voglia di seguire anche mio figlio. Infatti adesso chiudiamo parlando di questo, perché c'è un Damiani dopo di te che lo stai seguendo, ti ha dato forse, abbiamo parlato della tua storia, ma la più bella soddisfazione mi dicevi che è stata un'altra. Guarda, la più grande, sono stato, lui gioca in Serie C adesso, a Arzignano, che poi non è tanto scontato gioca in Serie C, perché comunque è uno dei pochi comunque che in regione hanno un contratto, lui ancora è dell'Arezzo, ha un contratto fino al 2028 con l'Arezzo, quest'anno in prestito a Arzignano, un mese fa sono andato giù, giocava con la Virtus Verona, ha fatto il primo gol da professionista, credimi è stata una soddisfazione enorme. Quei momenti forse uno pensa, no? Anche al tuo percorso. Ma speriamo, ma intanto lui è lì, sai, lui comunque è lì, se ha un po' di fortuna, non è un attaccante, non ci assomigliamo niente, probabilmente ha preso il mio fisico e basta, ma non ha preso poco da me. È un'altra storia, però magari io te la guardo un po' così romanticamente, quel gol da professionista che tu avresti fatto sicuramente, sì. Lo ha fatto lui. Come riscattare un po' anche la tua bellissima storia. È stata una soddisfazione enorme. Bello. Chiudiamo con questa immagine. Grazie. È stato un piacere tornare a raccontarti. Grazie Bacio.